Allora, caro Messina, vorrei farle sentire, in riguardo anche alla polemica sulla presenza di Renzi allo stadio in quel momento, quello che ha detto Beppe Grillo, che si è lanciato ieri sera in questa campagna elettorale con queste parole. Ma pensate un attimo, provate a dare, i meno giovani, a dare un attimo indietro la memoria. Pensate un attimo se ci fosse stato sugli spalti uno come Pertini, che avesse avuto davanti Genni a menzogna, prendeva la pipa e gli dava delle pipate in testa e l'avrebbe mandato via a calci nel culo. Ecco, senza mezze parole, come al solito Grillo. Ha ragione Grillo? Ci voleva un po' più di coraggio, un po' più di forza? Ma io credo che l'Italia è il paese del giorno dopo. Ogni volta che c'è una tragedia vediamo cosa fare. È un paese dove non esiste la prevenzione. È uno scandalo che andare allo stadio dove si va per divertirsi, alla fine rischi la vita. Chi è in fin di vita, affidarci ai criminali per poter giocare una partita, perché di questo si tratta. Andare a fare una trattativa con Genni a Carogna, ma di cosa stiamo parlando? Ci sono persone che rischiano la vita, e penso alle nostre forze dell'ordine, carabinieri, polizia, che stanno lì con uno stipendio da fame per consentire di garantire la sicurezza negli stadi, e noi trattiamo con chi porta la violenza all'interno degli stadi. Ma non è tollerabile. Io penso che bisogna intervenire prima, bisogna fare in modo, ecco, quello sì, trovare le soluzioni affinché chi va lì a fare il tutore dell'ordine e della sicurezza abbia uno stipendio non bloccato dal 2008 al 2020 come sta accadendo in Italia, si tagliano gli sprechi e si diano risorse alle forze dell'ordine, si mettano le condizioni di ben operare. Chi è violento deve stare fuori dagli stadi, ma non il giorno dopo. Vedete, il giorno dopo c'è la tragedia. Perché allora? Ma perché siamo tolleranti con i violenti? Perché siamo tolleranti con i violenti? Perché siamo deboli nel rispetto della legge. Se noi fossimo forti nel rispetto, ma certamente sì, ma vede, stiamo affrontando una campagna elettorale, mi dispiace polemizzare, ma se nel partito del Ministro dell'Interno viene candidato alle europee un soggetto che si è dovuto dimettere da Presidente della Regione Calabria perché condannato in primo grado a 6 anni per falso in bilancio. Non so quanto c'entri con questo problema qua. C'entra perché il rispetto della legge consente poi a chi la deve tutelare di poter andare oltre, di farlo meglio. Girolamo. A me dispiace, io non voglio polemizzare. No, ma cosa c'entra? Lei si dovrebbe vergognare, sta paragonando un ragazzo in fin di vita e la violenza negli stadi a un problema legato al comune e ai bilanci di un comune. Lei è vergognoso, sta facendo campagna elettorale legando una vicenda di violenza che è sua quanto mia. Sì, è così, perché lo stadio è suo quanto mio anche in Italia. Andrebbe risolto. Lei ha parlato, se mi consente di risponderle, ritengo che sia ingiusto, e su questo ha ragione Renzi. Questi eventi diventano un'occasione per alcuni di voi per avere visibilità e per attaccare, perché se non avete un nemico non vivete. Ma non è un la violenza è anche questa, la violenza è anche questa, quella verbale. Non mi pare che sia da sottovalutare. La violenza è anche questa, quella di trattare l'avversario come un nemico. E non è in grado di risolvere il problema, se ne deve prendere atto. Ci vogliono le soluzioni, non le chiacchiere post partito, post tragedia. Questo è il problema vero. Ma che c'entra con la lista del ministro Alfano? Ma certamente, perché se in lista il Ministro dell'Interno candida un soggetto che ha dei problemi con la giustizia, ma come si può pensare a garantire la sicurezza, a garantire il rispetto della legge? Ma qual è il collegamento? Ma qual è il collegamento? Ma lei non fa parte del partito che viene da Di Pietro che rubava i soldi e sta ancora in televisione a parlare? Ma di che parla? Di questo lei risponderà, la prego, perché non può dire le fesserie. L'onorevole De Girolamo dice che insomma la famosa prima pietra. I giornali hanno riempito la prima pietra, ci sono atti giudiziari, ma mi scusi, i giornali hanno riempito le pagine della vicenda d'Italia dei Valori di Di Pietro, avete sciolto un partito per le vostre vicende. Non abbiamo sciolto proprio niente, nel rispetto, tant'è che siamo qui. Non ci siete, non siete da nessuna parte. No, ci siamo e come ve ne accorgerete. Fermiamoci un momento, ognuno mi sembra che ha il suo punto di vista, Messina ritiene che non siano due piani diversi. Discutiamo sempre il giorno dopo di
quello che andava fatto il giorno prima. Ecco, noi vorremmo un'Italia che risolve il problema prima anziché piangere il giorno dopo. Ma sì, ma bisogna capire qual è la soluzione, non fare populismo becero, giustizialismo ad orologeria sugli altri. Bisogna chiedersi gli strumenti utilizzati fino ad oggi a cosa sono serviti, le leggi ci sono e vanno rispettate. La tessera del tifoso, il tornello, rende la vita difficile per i tifosi per bene. Confrontati abbastanza, chiedo anche a De Girolamo, fermiamoci un momento.